La macchina vaccinale è in atto, però è rodata e questa diciamo è la mia soddisfazione, se posso dire. Non si è fatta trovare impreparata la marca trevigiana alla campagna di vaccinazione anti-Covid iniziata con personale ospedaliero, ospiti e operatori delle case di riposo, quindi i medici di base. È destinata a trasformarsi in una immunizzazione di massa che coinvolgerà la popolazione. Anna Pupo, colonna del servizio igiene e sanità pubblica dell'ULS 2, incarico che lascia per prendere servizio all'ULS 4 di San Donà di Piave, ripercorre i passaggi non facili che hanno prodotto quel bagaglio di esperienza che ora gli operatori possono spendere nella lotta contro il Covid. La provincia di Treviso aveva un'esperienza di vaccinazioni di massa, diciamo, a partire dall'epidemia di meningite del 2008, che avevamo organizzato in poco tempo vaccinazioni per un grossissimo numero di persone. Poi questa, diciamo, esperienza l'abbiamo ripetuta nella campagna di vaccinazione degli adolescenti nelle palestre a maggio e giugno. Ma è stata la campagna anti-influenzale che ha coinvolto gli over 65, la prova generale dello sforzo che si sta per compiere ora. Per la prima volta abbiamo collaborato insieme al personale non vaccinatore, cioè personale infermieristico del distretto e poi questa volta anche dell'ospedale. Abbiamo messo insieme una nuova organizzazione che prevede una collaborazione tra servizio igiene e sanità pubblica, personale vaccinatore del servizio igiene e sanità pubblica e o distretto o ospedale con personale infermieristico loro che hanno imparato a vaccinare. Adesso questa nuova organizzazione potrà essere utilizzata in maniera molto proficua per l'attività enorme che ci sarà di vaccinazione nei prossimi mesi.